Signor Mago, cortesemente parli al microfono. Pronto prova, a salsiccia con due uova, prova. Va bene. Mi scusi regia, se mi può camuffare un pochettino la voce, perché siccome io tanto tempo fa facevo la trasmissione e mi conoscono, ora per farmi camuffare, perché lo sa che ci fottemi su da gente, mi mette una voce un pochettino diversa, che saccio, va bene? Va bene. Aggiustiamo il microfono, Sì, tutto a posto. Tutto a posto. Ho visto un attaccare. Allora possiamo partire con la trasmissione. Può partire tranquillo. Ciao, buonasera. Io sono il mago del Forigno, prima va truffo e poi bazzicoligno. Io un certo leggio, vedo tutto, quando c'hai la lente però. Io ricevo solo di mattina presto, fine resce, a cosa poi dopo mi posso accattare la spesa, sempre su picchio soldi. Ma per chi mi chiama di fuori distretto, può telefonare 24 ore su 24 ore, tanto non mi ha trovato mai, perché il telefono è tagliato, ma appena cosa a me. Comunque chi mi vuole scrivere deve mettere 30.000 lire in da busta perché io mi merito e vi faccio sapere tutto. Invece per quelle persone che vogliono avere contatto umano e si vogliono fare fottere i soldi proprio di presenza, possono venire nel mio studio che si trova in via Calata da Marina 48. Uno c'è un puttecattiligno, c'è la maniglia che ci manca, l'altro comunque topoliate, e io per la muccio, prima per lì dell'occhiolino. È vero qui, perché è sempre per una cosa a me. Comunque, se siamo pronti da questo momento, possiamo aprire i microfoni della trasmissione. Siamo pronti, regia? Pronti? Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto, sogno concetto. Concetto come? Cacci? Cacci. E che vuoi sapere? Concetto? Sogno a valore senza soldi. A cucciurisci. Io mi sei messo che mi hanno dato i soldi nella vita. E ora arrivai che spando il muro, che hai a fare? È facile, tutti stanno pensando a stura. Ti ne a rubare. E pensa che risolvo qualche cosa? Concetto, a me non mangi. Ciao. Ciao. Caro ascoltatore, oggi la vita è triste, è difficile, ma pronto, chi parla? Pronto, sono Carmine Ossobuco. Cosa posso fare, Carmine, per te? Mi sento sola, abbandonata, sono formosa, attraente, ma nessuno mi cerca. Carmine, ma tu non hai i soldi. No, non gennaio, ma come l'hai a fare? E fate pigliare un proso che ti fai. Ciao. Ah, bello, sì. Signore mio, oggi c'è crisi da tutti i settori. Ma pronto, chi parla? Magari te fai conoscere, bastardo, dopo 4 anni ancora mi fai queste cose ancora. Ma non dico io. Pronto, vediamo chi l'ha telefonata. Pronto. E chi è? Non mi risponde. Pronto, parla che foto. Isa a voce che non ti sento, così. Tu bastardo, sempre tu sì. Allora tu mi stai rompendo i coglioni, Mi stai rompendo veramente i coglioni. Vedi che mi senti, vedi che su ti picchio forte canuscia te. Tu sei che non stai a dare, via cosa. Ti paga, non ti canuscio. Bastardo. Disgraziato, sempre che mi rovina la trasmissione. Ma prendiamo un'altra telefonata, vediamo qui, è pronto? Signor Mago, sogno concetto. Veni a rubare subito di che panivadia. Concetto, turissimo, documenti sicuro, a me non ci voto io. Auguri figliolo. Ogni tanto mi fa piacere che c'è qualcuno che si sistema. Vedi? Pronto? Pezzi bastardo. Qui è lei. A rovina casati. Ma qui è lei, un patto di concetto. Ti pare che non ti trovava? Io mi soggioro. Ti ammazzi da calata la marina, figlio perso. Tu figli da Russa, come viene a trovare sempre? Stai venendo, no, stai venendo. Ma sempre lo stesso se non cangi mai. Aspettami, bastardo. Certo che ti aspetto, che stavolta non vogliamo i coglioni per davvero. Di parola, sì, di parola. Di parola. Stai venendo, bastardo. Minchia, come mi viene sempre a zuttare questo qua? Comunque, per cortesia, signore e signori, qualche remata trasmissione subito per cose di motivi di famiglia.
Per cortesia regia, mugliate i microfoni, mugliate tutte cose perché me ne stai andando di cussa. Signor Marco, aspettare al suo suocero. O cazzo aspetta Ido? Non ci resa la parola. Se a parola do cane ci rugna Ido. Che me ne una testata su vene, vuoi non conoscete. Comunque io me ne stai andando. Me ne stai andando, non sa degno, mi ho fatto i feri. Ah, va di stu con un suo. Ciao, ciao a tutti.